appena scoccata la mezzanotte. 25 dicembre, buon Natale a tutti da San Marco d'Annunzio. Ranna mio germe divino, la ranna ti voglio suonare. Ti voglio È la notte di Natale con tante emozioni, tanti brividi, tanta magia, tanta allegria, davvero un'atmosfera magica quella che viviamo adesso a San Marco d'Annunzio. Sì, amore, no, io faccio strano, amore, no. No, io lo voglio. Questo rappresenta la nascita di Gesù, una volta si usavano queste pagliare, sta maniera, quando nascevo bambino. L'avete realizzato voi? Questo mi viene una fantasia mia, se con due armi vediamo Sarranesci, un Renescivo. E guardate il pagliaio davanti ai nostri occhi in questo nuovo video di Bella Sicilia. Buon Natale a tutti! Da 10 minuti è passata la mezzanotte. 25 dicembre in Sicilia. Quanta soddisfazione c'è nei suoi occhi. Ma bellissimo, tanta, per me e pure per i cittadini che vengono a visitare questo pagliare. Le foto che sono fatte a Cainza. Auguri a tutti. A tutti gli amici dello Zucco, i primi, tutti gli amici dello Zucco, che da 20 anni facciamo questa tragedia dello Zucchino Natale. E da 20 anni siamo stati sempre onesti e puliti, tutti. E noi vi facciamo tanti complimenti, auguri, buon Natale! Grazie. Guardate. Aspettate il mio ci sto pagliaccio. E bella Massuzio! Complimenti! Grazie. Quante emozioni stiamo vivendo oggi, davvero indescrivibili. Sì. Ed è arrivato il primo cittadino. Auguri. Auguri, Tanti auguri anche a lei. Tanti auguri. Sindaco, davanti al pagliaio di una volta, Hai con la visto finestra. l'originalità? All'antenna, L'originalità. All'antenna pure. L'originalità, hai visto l'originalità? Sindaco, ma quante sorprese a San Marco d'Annunzio? Ma, no, Infinite. queste non sono sorprese. Per noi È la consuetudine. è la consuetudine e la continuità. Non solo la continuità. E miglioriamo ogni giorno di più, miglioriamo tutta la situazione. Ed ora E questo musica. ci fa piacere perché per arrivare a tutto questo è una settimana, c'è tutto dietro una preparazione, ma è una settimana che sono qua. Mezzanotte e 15 minuti, allora adesso una passeggiata facciamo. A pigliare che pure sta questo qua. Che c'è scritto? Non scherzare con il fuoco e si può bruciare un pagliare. La simpatia, davvero l'ironia, quanti elementi caratterizzano queste giornate, ma gli auguri infiniti che facciamo oggi sono davvero grandi. Quale augurio facciamo a tutti? Auguri di un buon Natale, soprattutto sereno e felice. Auguri. E continuiamo questa piacevolissima serata a San Marco d'Annunzio, circondati da sapori, da entusiasmo e soprattutto dal calore. Grande monachino!
Buonasera. Buonasera, buonasera. Tradizione, non Che profumi, Profume, questa salsiccia fatta alla brace, con la brace presa dallo zucchero di Natale. E sentiamo un urlo di entusiasmo. Salvatore, auguri, Eccoci, auguri. auguroni, Ma che auguri. Natale è questo a San Marco d'Alunzio? San Marco è ogni giorno un presepe, poi nel periodo di Natale diventa ancora più magico e poi quando c'è questo movimento, questa bella gente, queste belle persone che organizzano queste attività è Vediamo meraviglioso. Un calore straordinario. Poc'anzi ha fatto un urlo lei. Buonasera, che urlo ha fatto? Ho salutato degli amici che qua a Natale si usa sempre festa e allegria. Allora con la stessa enfasi salutiamo gli amici di Bella Sicilia. Tanti saluti per la Sicilia! Evviva San Marco! La famosa voce di San Marco. Fantastico tutto questo. Non sapevo che eri tu la voce di San Marco. Amici di Bella Sicilia, buonasera e tanti auguri di buon Natale. Sindaco, ma questo entusiasmo è davvero... Dell'amico Guardate. Basilio che lo porta dal nord. Lui ogni anno è immancabilmente presente alla festa del zucchero. Sempre presente. Alla festa del zucchero immancabilmente sempre presente. E gli porto belle notizie sempre al nord, in Liguria, alle Cinque Terre. Il nome di San Marco d'Alunzio nelle Cinque Terre. Ecco perché questo calore È il 90, è amato il 90 nel veramente. mondo, questo calore è amato in tutta Italia. L'accoglienza che hanno gli aluntini è straordinaria. Non abbiamo valore noi per accogliere la gente qua a San Marco. Siamo i migliori, siamo i migliori. Più gente arriva e più contenti siamo. Grazie anche a lui. Grazie Sindaco, quale all'amministrazione. augurio facciamo di buon Natale? No, Pace, a noi serenità dobbiamo dire grazie. e gioia. E gioia. Che deve entrare in tutte le case. Con questi auspici noi continuiamo questi momenti, continuate a seguirci perché adesso faremo un giro. Auguroni, buon Natale a tutti. Un augurio di pace e serenità a tutti e la pace in tutto il mondo. Ragazzi, quali auguri facciamo di buon Natale? Auguri, buon Natale. Come deve essere? Com'è questo Natale? Come deve essere? Con quali elementi? Amore, pace e serenità, quelle che servono. Cosa auguriamo a tutti? Concordo, un sereno Natale di pace, amore e serenità. Allora alziamo i bicchieri, auguri a tanto tutti vino, e buon Natale. Buon Natale. E la serata continua. Auguri, buon Natale Grande la salsiccia. e buona degustazione. Buon Natale a tutti! Come Da deve San Marco. essere questo Natale? L'auspicio qual è? Qual è? È un sereno, passato tutto in famiglia e divertito. E nel 2024 quali elementi non devono mai mancare? Facciamo come Miss Universo, no guerre. Grazie! Ed un clima magico, un clima entusiasmante. Non vi sono parole per descrivere ciò che viviamo adesso qui a San Marco d'Alunzio. Mezzanotte e 30 minuti. Ed i video continuano, circondati da sapori e circondati dalle pietanze di una volta. Poi abbiamo anche delle buonissime fave. Come sono? Buone. Buonissime, buonissime. Un vino, viene qua. Di fame. E come si suol dire il succo d'uva? Succo nero d'uva. È pronto. La cosa pregiata, la più buona che ci sia. Quale augurio facciamo di buon Natale? un augurio di felicità, di serenità a tutti e di venire a trovarci a San Marco d'Alunzio che si beve il vino buono e la salsiccia. Auguri. Si trascorreranno giornate uniche, straordinarie. Complimenti, auguri a tutti. Auguri. 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 E viva Bella Sicilia. Grazie di cuore. Benvenuti a San Marco d'Alunzio. Dobbiamo fare il corteo per andare in chiesa dove facciamo il presepe vivente e quindi di conseguenza stiamo in attesa dell'evento. Vabbè, il nostro paese in effetti è un presepe e già tutta questa scenografia siamo immersi proprio nella magia. Percorriamo il borgo con la magia del Natale. E dove stiamo arrivando, Sindaco, in questo momento? In questo preciso momento arriviamo nel cuore di San Marco d'Alunzio, nell'Agorà, il nostro scriccio che rappresenta tutto. E stiamo arrivando verso la chiesa madre dove da qua a poco si diventerà per la gioia Esatto. del Santo Natale. Infatti abbiamo scelto l'orario in cui la gente sta ancora cenando e ne approfittiamo per farvi vedere tutto nei minimi dettagli. Tra poco vi sarà
Tanta confusione, tanta gente ad apprezzare, a godere di queste bellezze. E la passeggiata continua. Allora, qui abbiamo realizzato un piccolo presepe proprio essenziale con la natività. E in questo scorcio di questa piccola casetta ancora si possono vedere le antiche pietre, arricchito con il muschio tutto naturale. In questa casetta c'è storia di San Marco d'Alunzio. Questo è un posto dove la storia di fronte alla chiesa madre, la storia la dice tutta. Buonasera. Buonasera. Passeggiare nel borgo di San Marco d'Alunzio, quale piacere più grande? Ah, guarda, non lo so, è bello e basta. Come va? Come sta Bene, passando bene. questo Natale? Bene, bene. Perché è qui a San Marco d'Alunzio? Sì, io sono di qua, sì. Assolutamente. Qual è l'augurio che facciamo? Buon Natale. Che sia un E un Natale felice- pieno di Gioia. gioia. E la si vede nei suoi occhi e nel suo sorriso. Grazie. Prego. Signora, che piacere rivederla. Buonasera. Salve. Auguri di buone feste e buon Natale. Grazie altrettanto. Com'è il Natale a San Marco d'Alunzio? Bellissimo. La novena, tutte 9 mattine di novena io sono venuta. Alle 5. Quale augurio facciamo a tutti? Una pace per tutto il mondo. Che ci sia tanta pace. Quale augurio facciamo di buon Natale? Auguri a tutti, vi aspettiamo a San Marco. Un felice Natale per tutti e che sia un Natale di serenità. Buon Natale a tutti e vi aspettiamo a San Marco d'Alunzio. Auguri, buone feste. Fateci sapere da dove ci state guardando mentre la passeggiata continua. Auguri, buone feste. Buon Natale! Auguri di buon Natale a tutti. Ed ora andremo ad ammirare un presepe fatto da uno scultore palermitano, un presepe artigianale. La seguiamo, non vediamo l'ora di vedere quest'altro capolavoro. Continuate a seguirci. Davvero una passeggiata emozionante. Ci parli di questo presepe, del lavoro fatto. Allora, questo presepe nasce in occasione dell'8° centenario della realizzazione del primo presepe di Greccio, che ha fatto San Francesco d'Assisi a Greccio. Abbiamo voluto arricchire il nostro centro storico di questo presepe, che rimarrà sempre nella disponibilità della comunità, perché è un presepe che faremo, speriamo, ogni anno, che abbiamo realizzato col contributo di tutte le attività di San Marco e anche di tutti i cittadini che hanno voluto contribuire mediante l'acquisto di ticket, che poi si farà un sorteggio il 6 gennaio in occasione dell'Epifania. E non vorremmo mai lasciare questo luogo, perché ogni scorcio è davvero un brivido. Qual è l'augurio spontaneo? Questo è il nostro orgoglio. Tantissimi auguri. Non sono bravo a fare. Che il Natale deve essere? Bellissimo. Un Natale all'insegna di Serenità. serenità. Di pace e di rispetto. E con questi auspici, grazie, continua il video. I presepi ci aspettano e noi non li facciamo attendere. Tanti auguri di buon Natale. Come deve essere questo Natale? Con quali propositi? Salute, pace, Salute, amore? pace, amore e che ci sia una bella collaborazione di tutti. Vi portiamo subito ad ammirare il presepe che sta sopra la nostra nicchia, lo scriccio. E stiamo subito per andare. Ed è una grande magia, il fascino del Natale a San Marco d'Alunzio. Davvero abbassiamo la voce, parliamo in sottovoce per il rispetto, l'amore e la sensazione di grande magia che stiamo vivendo.
Ma il viaggio continua. Diciamo che basta che ci sono le persone giuste, è sempre un bel Natale. C'è il sindaco qua che ci fa compagnia, quindi ha detto la parola giusta. E dove ci sono le persone giuste c'è il Natale, quindi le persone sono il capitale vero. Sicuramente, le persone sono il capitale vero. Auguri a tutti e felice anno nuovo. E dopo un breve scatto con il sindaco si continua. Il presepe è all'interno della chiesa madre che andremo a visitare più in dettaglio. E ci avviciniamo, entrando qui nella chiesa madre. Adesso ci sarà la processione dei pastori e diciamo il racconto di una canzone antica di San Marco, e quindi ci sono tutti i personaggi che diciamo raccontano questa canzone. Ogni personaggio poi entrerà in chiesa, man mano che verrà chiamato entrerà in chiesa e raffigurerà un personaggio del presepe. Come ti chiami? Rebecca. Cosa auguriamo a tutti? Buon Natale e buone feste. Grazie, continuate a seguirci per vivere questo momento insieme a noi. Diciamo buon Natale e vi aspettiamo qua nel nostro bellissimo borgo, tutto illuminato a festa. I primi ad accogliere l'annuncio della nascita di Gesù bambino sono stati i pastori, mentre erano alla custodia dei loro greggi, e altre persone semplici che vivevano del loro duro lavoro. L'angelo li chiamò ed indicò loro come segno il bambino avvolto in fasce nella mangiatoia. Dio ti salve, o gran Signora, cerchi vigna per ristoro, questa bella creatura, io so povero legnaloro, ora vennereste il pane, ne portavo un fascio ranni, che come afflitto zamatarmo, sto presente cielo pazzo, la ricorda e non tomazzo, sto presente cielo pazzo, la ricorda e non tomazzo, donna santa vaga e pura, suo bambino saporeto, si innamora con lo vere, ecco sguarda lo suo viso, ci porta veste domazzona, canna mezza fagliona, ci porta veste domazzona, canna mezza
hanno nulla di speciale, sono gente comune in cui tutti si possono identificare. Tutto stanco ed affannato, ci risiamo a cercare Dio, che in buon'ora che nasceo, porto l'attenta la cisca, cascavate e tomma fresca, Signore presente, ci afferisce a te l'unione, sto mazzetto di cartone, ci afferisce a te l'unione, sto mazzetto di cartone. Vigilia del Santo Natale, i pastori corsero a vedere il bambino Gesù nato in quella santa notte nella grotta di Betlemme. Ognuno di loro recava un piccolo dono al bambino Gesù. Ognuno in fila, aspettando il loro turno, nel consegnare il loro dono. Stoppò un giovane pastore. Mentre si avvicinava si rese conto di come al bambino Gesù non gli portarono regali. Ma il dono più bello allora fu quello della Madonna, nel consegnare suo figlio Gesù e nel consegnarlo come dono all'umanità. Anche noi, come quel pastore, desideriamo chiedere alla Madonna il dono più bello, suo figlio Gesù. La donna voleva c'era e mostrava una luce a parte, lascia cose piccine come meglio non ci viene, lascia cose piccine come meglio non ci viene. Benissimo e potero, ci lo offrero con pazienza e cancero l'allegrezza. Ci lo offrero con pazienza e cancero l'allegrezza. Tutti, vi aspettiamo in questo magico paese. E tantissimi auguri di buon Natale a tutti, da San Marco d'Alunzi è tutto. Auguri, al prossimo video. Ciao. Buone feste.